Età. 19. 22. Soprannome. Moni. Insomma, Ruolo. Difensore. difensore. Professione. Lavoratrice o sfruttatrice. Studente. Sa. Spara il primo aggettivo che ti viene in mente. Lussuoso. Divertente. Ti definiresti così? Così come? Boh, no, non lo so. Come ti trovi a Vittorio? Bene, dai. Bene, Com'è il gruppo? Unito? perfetto. Sei mai stata espulsa? No, non mi beccano. Sì. Hai mai protestato con l'arbitro? A volte, quando non se lo merita. No. Canzone e artista preferito? La Viguetta, Memories. Passo. Bevo. Mai rubato? No. Sì, a Gardaland. Cosa? Caramelle. No, niente io. Viaggio ideale? A Cuba. New York. Ultimo libro letto? I miei ragazzi dello zoo di Berlino. Quello di fisiologia. La parolaccia che dici più spesso? Dio bello. Cazzo. Fantasia sessuale ricorrente? L'hai mai fatto su un campo da calcio? No. No. Su una spiaggia? No. No. Al cinema? No. Passo. In ascensore? No. Passo. In bagno? Passo. No. Sul letto dei tuoi genitori? Passo. No. In macchina? Passo. Passo. La parte di te che meno ti piace? Passo. Boh. La persona che ti arrappa di più? Camarcio. Marco Bocci. Se vincessi alla lotteria 100.000 euro, come li spenderesti? Non mi vedresti più. Comprerò una macchina. La prima cosa che fai al mattino? La pipì. Apro gli occhi. L'ultima cosa che fai alla sera? Chiudo gli occhi. Anche io. Per cosa ti batteresti fino alla morte? Per vincere. Dipende. Film preferito? Devo ancora uscire, ci mando sfumature di grigio. App. Piatto preferito? Gelato. Pizza. Cosa dà la felicità? Soldi. Come cosa da... Non ho capito. Sei a favore di A. Donare gli organi? Sì, Aido. Sì. All'aborto? Sì. Dipende. All'eutanasia? Sì. Sì. Alla legalizzazione delle droghe leggere? Sì. Boh, non ne faccio uso. Ai matrimoni gay? No. No. Credi a una vita dopo la morte? Sì. Sì. Al diavolo? Sì. No. Al destino? No. Sì. A Babbo Natale? Sì. Ogni tanto. Alla Befana? No. No. Primo bacio? Prima media. Strano. La suoneria del cellulare? È silenzioso. Anche il mio. Lampada di Aladino? Cosa c'è? Esprimi un desiderio? Fare go. Fai la faccia più brutta che riesci? Devo farla? Hai fratelli, sorelle? Sì. Sì. Vai d'accordo con loro? Sì. Sì. La prima città che ti viene in mente? Perugia. Torino. La prima nazione che ti viene in mente? Finlandia. Australia. Un personaggio storico? Leonardo da Vinci. Napoleone. La tua squadra del cuore? La Juve. Inter. Segni particolari? Non ne ho. Cicatrici. Parliamo ora delle compagne di squadra. La compagna che è più ordinata? La Gaia. Giulia Dere. Che ti fa più ridere? La Fra. Boh, dipende. Che ti sta più simpatica? La Fra. Non ho preferenze. Che dorme di più? La Viola. Più acculturata? La Giulia. La Giulia. Con la testa sulle nuvole? Insomma. Senza offesa, La Giulia Norido. Più saggia? Passo. La Robby. Che rompe di più le scatole? E Chiara. La Chiara, sì. Spiega la realtà Vittorio a qualcuno. C'è la pagina Facebook. Sì. Vabbè, la realtà venite al Barison e vedrete. Spiega il fuorigioco. Anche lì c'è. C'è internet che vi spiegherà insomma come funziona questo famoso fuorigioco. Hanno appena aggiornato le regole e non le ho ancora lette. Spiega il tiki-taka. Il possesso palla, comunemente chiamato possesso È un balletto. Il pressing. palla. È correre addosso all'avversario cercando di rubare la palla. Vai addosso all'avversario, sì, senza tirarlo giù e cerchi di prendergli la palla. Chi vince il campionato? Il nostro? Sì. Ah, noi? Noi. Mai preso una sbronza? No, non so neanche cosa sia. Cosa mi ha chiesto, scusa? Mai visto un film porno? No. No. Dite la verità. Certo?
Sì. E Vincent, Che? Ciuppa. spritz o birra? Corona. Spritz. Pelé o Maradona? Cristiano Ronaldo. Pelé. SMS o chiamata? Chiamata. Chiamata. Mare o montagna? Pianura. Mare. Un aggettivo per questo gruppo. Rosso blu. Spettacolo. Salutateci! Ciao.